Benvenuti a Modo di Bere Italiano, il podcast su bevande e detti locali. Sono la conduttrice Rose Thomas Bannister. Benvenuti a Modo di Bere, il podcast su bevande e detti locali. Sono la conduttrice Rose Thomas Bannister. Oggi sono molto felice di intervistare William Cislino, direttore dell'ARLEF, un'associazione che promuove la lingua friulana. In Udine, benvenuto. Ed è un grande piacere essere qui con te. Sì, recentemente avevo il piacere di viaggiare in Friuli, Venezia Giulia e anche in Slovenia, in regione della frontiera, per fare un documentario sul vino e anche sul linguaggio della regione con molto storia. Per favore, dimmi un po' del vostro lavoro. Allora, l'ARLEF è un'agenzia regionale, quindi è un ente pubblico della regione autonoma Friuli Venezia Giulia, che è la regione, una delle 20 regioni italiane e delle 5 a statuto speciale, che sono la Sicilia, la Sardegna, la Valle d'Aosta, il Trentino Alto Adige e il Friuli Venezia Giulia. Il Friuli Venezia Giulia è collocato, come ricordavi prima tu, nell'estremo nord-est d'Italia, quindi al confine fra Slovenia e Austria, e appunto l'ARLEF si occupa di promuovere la lingua e quindi in maniera indiretta anche la cultura friulana, e lo fa, diciamo, agendo su tutti i settori in cui la lingua viene coinvolta, quindi la scuola, la pubblica amministrazione, ma anche il mondo del lavoro, la sanità, la cultura, le scienze, le tecnologie. Quindi abbiamo un vasto raggio d'azione, forse anche troppo vasto, però la lingua è così, le lingue si occupano un po' di tutto, o meglio, una lingua è una lingua nella misura in cui tende a occuparsi di tutto. Possiamo conoscere un po' il sapore di friulano? Possiamo iniziare con un modo di dire, forse? Guarda, è sempre difficile trovare dei modi di dire in friulano, perché quando te li chiedono, perché ce ne sono talmente tanti, no? E molti di questi, fra l'altro, sono anche difficilissimi da spiegare, ma sono difficili da spiegare anche a un italiano, quindi figuriamoci se lo vogliamo spiegare, no, a qualcuno che proviene da un altro stato. Uno molto bello, ad esempio, alcale alche, nuia le nuie, no? Che vuol dire qualcosa è qualcosa e niente è niente, cioè che è un po' l'arte di accontentarsi di quello che hai, no? Ed è un proverbio che viene molto, un modo di dire che viene molto, molto utilizzato. Fra l'altro, esiste anche abbiamo scoperto qualche anno fa che i giovani usano una variante di questo modo di dire, che è simpatica perché fanno un po' un gioco onomatopeico fra la parola Hulk, che significa qualcosa, e la parola Hulk, che è l'incredibile Hulk, e dicono Hulk alle Hulk e Hulk alle Vert. No? Qualcosa è qualcosa e Hulk è verde, che non vuol dire niente fra l'altro, no? Però abbiamo scoperto questa cosa, allora abbiamo fatto anche una cartolina che ha avuto molto successo e appesa un po' dappertutto in Friuli. Avevamo stampato qualche anno fa in occasione di una festa che si fa qui a Udine, in cui ti invito a venire se vuoi scoprire i veri sapori, i veri, come dire, incontri col vino e col cibo. Forse ne hai sentito parlare di Friuli Doc, l'hai mai sentita nominare? Ecco, si fa in settembre, i primi di settembre. Se hai occasione di venire sarebbe un bel piacere farti visitare tutti gli stand che provengono praticamente da, non solo fra l'altro dalla nostra regione, ma anche oltre, ma soprattutto dal Friuli. E lì avevamo fatto così, avevamo fatto uno stand, allora abbiamo detto stampiamo 5.000 cartoline con dei modi di dire, sono andate tutte esaurite, boom, ristampiamone 10.000, sono andate tutte esaurite, ristampiamone altre 10.000, sono andate tutte esaurite.
Ecco, quindi e spesso mi capita di andare in giro e di vedere queste cartoline appese come moto di affetto dei friulani verso la loro lingua. Meraviglioso. E vorrei venire in settembre, Sei assolutamente. invitata Sì. ufficialmente. Oh, Ecco. grazie, grazie mille. E anche mi ha insegnato un modo di dire su, su imparare sulla luna. Sì, sì, sì. Quello è molto bello, molto poetico perché dice ogni mese si fa la luna e ogni dì si impara una. No? Ogni mese c'è una fase, una nuova fase lunare e ogni giorno si impara un qualcosa di nuovo. E lo si dice appunto quando si impara qualcosa di nuovo, si dice sempre questa frase. In inglese diciamo una frase non così poetica, learn something new every day, imparare qualcosa di nuovo ogni giorno. Sì, sì, ricordo che c'era una canzone che diceva Every day something new, no? Sì, 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 sì. È importante di imparare, è una parte del tema del show. Prima di molte persone mi hanno detto di parlare con Arlef, con il dottore William Cislino. Avevo imparato un po' di più di friulano, una frase su bere. Tanto per um, cambiare, Laghe je buine per croz. perfetta. L'acqua va bene per le rane. Agli italiani che ascoltano, se avete un modo di dire su Sì. non bere acqua, scrivimi. Scrivimi al mio sito web mododibere.com perché è molto importante per la mia ricerca. Parliamo un po' della storia di questa regione molto culturale. Beh, è una regione molto complessa perché qui si incontrano, è l'unico posto in Europa dove si incontrano le tre grandi culture, no? Del nostro continente. Quella latina con il friulano e l'italiano, ma la lingua originale del posto è il friulano, lo sloveno, quindi le lingue slave, e il tedesco, le lingue e le culture germaniche. Qui si incontrano almeno da 1500 anni, cioè proprio da quando sono arrivati i primi popoli germanici e le prime popolazioni slave a contatto con un popolo latino che comunque aveva anche un forte substrato celtico e quindi questo mix è un po' sintetizzato dalla lingua friulana perché la lingua friulana è nient'altro che una lingua romanza appartenente al gruppo delle lingue reto-romanze. Questa è un po' una stranezza perché noi apparteniamo con i ladini dolomitici e i romanci della Svizzera, no, a una categoria specifica di lingue e il friulano, dicevo, è un po' una sintesi di questo perché è una lingua romanza che al suo interno ha molti inserti germanici e slavi e anche dei substrati precedenti, quindi celtici, e anche delle lingue che si sono comunque delle popolazioni che sono solo passate più o meno di qua, neanche tanto perché sennò poi si sono fermate, se no non avremmo questi termini, penso ai Goti per esempio, per citare una popolazione. Quindi una storia complessa, fatta di scontri ma anche di convivenza, direi esemplare da questo punto di vista la convivenza culturale che purtroppo con i nazionalismi dell'Ottocento invece è diventata mano a mano teatro di guerra della prima guerra mondiale in particolare, ma anche della seconda. E sostanzialmente fino all'altro giorno, con la guerra fredda, eravamo il primo paese vicino alla cortina di ferro, no? Se escludiamo l'Austria e la Germania, ci siamo noi, c'eravamo noi qua. Quindi diciamo le priorità, i problemi non erano pochi. Qui ospitiamo una base NATO molto importante ad Aviano con delle testate atomiche, quindi sì, siamo in una posizione per fortuna e purtroppo cruciale per l'Europa. Quante persone parlano friulano in Friuli Venezia Giulia e anche in altre parti del mondo? Allora, in Friuli, diciamo, dico Friuli perché nella Venezia Giulia propriamente detta
quindi l'area di Trieste, diciamo è qualcosina di più, non si parla tradizionalmente friulano, anticamente si parlava una sorta di antico friulano, ma diciamo ormai da almeno 150 anni non si parla più. Una lingua veneziana forse. Sì, sì, adesso si parla una lingua, insomma un dialetto di matrice veneta, però che si è unito con un substrato comunque non, diciamo non veneto, che era appunto questo substrato tergestino e muglisano, no? Che appunto poi sono quelle che rendono caratteristico anche il triestino. E, diciamo la lingua si parla in Friuli, quindi grosso modo nelle province di Pordenone, Udine e Gorizia, più un pezzettino anche della provincia di Venezia, che sta nella regione Veneto, e la parlano circa 500.000 persone qui in Friuli, più un altro milione si calcola, questo è un calcolo più approssimativo, mentre insomma 500.000 sono già dei numeri più reali perché derivano da una ricerca che fra l'altro abbiamo appena presentato e quindi diciamo la paradossale è il fatto che si parla più friulano probabilmente fuori dal Friuli che non in Friuli. Anche in New York, no? Perché generalmente l'idea popolare è che molte persone che vengono a New York sono di Italia del Sud, no? C'erano persone friulane qui. E diciamo che non abbiamo avuto un Francis Ford Coppola friulano e quindi diciamo, no, questa è una battuta ovviamente, viva Francis Ford Coppola. Diciamo che l'emigrazione friulana è stata molto forte, soprattutto dopo l'unità d'Italia, dopo diciamo l'unificazione della parte friulana con l'Italia, da lì fino sostanzialmente a per 100 anni c'è stata una forte migrazione con dei picchi molto alti e anche verso gli Stati Uniti e anche verso New York, ci sono varie ricerche anche su questo. E tant'è vero che a New York appunto esiste un Fogolar Furlan, cioè un punto di riferimento per l'emigrazione friulana con una sua sede, quindi questo testimonia il fatto che anche a New York c'erano dei friulani, so che moltissimi anche di persone che portavano il mio cognome sono sbarcate no, lì da voi per poter trovare e dare un futuro alle loro famiglie. I friulani, lo dico con orgoglio, perché me lo ricordava fra l'altro recentemente anche un astronauta degli USA che si chiama Greg Linteris. Lui ha fatto delle missioni alla fine degli anni 90 e lui è friulano perché di genitori friulani che erano emigrati negli Stati Uniti. Diciamo, lui mi ricordava con grande orgoglio, quello che ricordo anch'io con grande orgoglio, che i friulani in tutti i posti del mondo in cui sono andati si sono distinti per la loro onestà e per la loro grande laboriosità e affidabilità. E questo glielo può dire chiunque, quindi non è una cosa che invento io, ma tutti le diranno che i friulani erano e sono, spero, ma quella volta sicuramente erano onesti e affidabili. E mi ha anche quasi commosso Greg Linteris quando lo diceva perché era anche lui molto trasportato. Lo ricordo Greg Linteris perché a parte che è anche un grande studioso di cose legate alle missioni spaziali, ma questa è una curiosità, quando lui è andato in missione con lo Space Shuttle, ha portato la bandiera del Friuli con sé. Tanto era l'attaccamento ed è ancora verso il Friuli che lui ha e verso queste caratteristiche del popolo friulano. Davvero trovo la caratteristica amabile di onesta. Infatti mi ricordo un modo di dire che ho imparato in Friuli, la Shini come chians, Nos, la Sini, nos tin la sasi come chians. sì, e al tempo, quando ho imparato questo, pensavo che ha una significa male, perché il cane
in italiano è una cosa mala, no? Come fa freddo cane o come parte di un bestemmia, no? Anche pensavo che il modo di dire in friulano significa come facciamo una cosa male, però no, miei amici friulani mi hanno spiegato che il modo di dire significa che baciamo molte quando partiamo. È molto dolce, secondo me. È bello, è bello. Mi piace molto anche a me quel modo di dire. Mi piace parlare di questo, del posto, del modo di dire, il modo linguistico. E anche mi piace parlare con scienza di linguistica, la differenza tra un dialetto e un linguaggio. La differenza fra un dialetto e una lingua in realtà non esiste da un punto di vista linguistico, esiste solo da un punto di vista sociolinguistico e lo sintetizzava molto bene, lo ha sintetizzato molto bene il professor Weinreich quando no, ha detto la famosa frase che le lingue non sono nient'altro che dialetti con una marina ed un esercito. No, che poi se andate su Wikipedia è spiegata un po' meglio, è una storia più lunga questa qua, in realtà non è sua la frase, ma è di un suo studente di New York, perché no, Weinreich viveva a New York dopo essere scappato dalla Lituania, dall'attuale Lituania, non so se era Lituania ancora quella volta, e quindi durante questa lezione appunto questo signore no, gli ha detto io so sintetizzare meglio di te la differenza fra una lingua e un dialetto e poi lui l'ha scritto ed è rimasta così. Questa è la verità perché le lingue sono un club ristretto, aristocratico, in cui si entra solo se un altro membro ti fa entrare. Oppure se con la forza tu riesci a entrare anche in quel club, c'è anche questa opzione, ma di solito si entra così. Le lingue minoritarie fanno parte di un ordine minore di questo club, quindi non sono come le altre lingue, sono un po' meno. C'è una sorta di nobiltà poi all'interno, no? E quindi di ranghi nobiliari fra le lingue. Detto ciò, diciamo che fra una lingua e un dialetto di solito comunque ci sono anche delle differenze, perché ad esempio, mentre sia per una lingua sia per un dialetto puoi trovare della letteratura, per esempio i dialetti non hanno una sensibilità verso la standardizzazione perché non essendo riconosciuti dallo Stato non hanno bisogno di essere utilizzati in determinati ambiti e non avendo bisogno di essere utilizzati in quei determinati ambiti non hanno necessità di essere standardizzati. Ecco, quindi già la presenza di una lingua standard, di una grafia ufficiale, di un lavoro sul corpus linguistico fatto in un'unica direzione sono sintomatici del fatto che ci troviamo davanti ad una lingua. Però tutti questi sono discorsi fatui ed è, come si dice in italiano, aria fritta, perché alla fine se uno Stato riconosce un dialetto come lingua, quel dialetto diventa lingua. Abbiamo varie esperienze nel mondo di questo, no? Non sono puramente degli esempi che faccio io così di fantasia. Sì, di parlare con italiani su dialetto di lingua locale e il mio lavoro e la mia gioia è interessante secondo me perché molte persone parlano dialetto locale. Quando incontro con una persona da Verona, Sicilia e altre poste mi dice no, non è un dialetto, è una lingua e quando queste persone parlano con me su queste cose, dicono spesso che la differenza è letteratura, scritta grande con una grande storia. Durante l'intervista inglese per altro podcast in inglese, Modo di bere, mi ha insegnato un poema anziano in friulano. Sì, che è
Piruch mio dolce inculurit, che è l'incipit, è il titolo della prima poesia in friulano che è del XIV secolo, quindi metà, seconda metà del 1300, ma qualcuno sostiene che sia precedente, no? Che dice Piruch mio dolce inculurit, quant'io ti vio dusto iardite, dopo va avanti, no? Che vuol dire pera mia colorata, dolce e colorata. Quando ti vedo sono tutto ardito, significa entusiasta, eccitato, no? Ed è molto bella, è una poesia cortese che fa riferimento con questo Peruccio probabilmente a una ragazza che si chiamava Piera, no? Pierina, Pierute, no? Pierucce, anche in friulano. E quindi sì, è interessante che il friulano del Medioevo, noi friulani di oggi lo capiamo ancora molto bene. Non c'è molta diversità fra il friulano del Medioevo e il friulano di adesso. C'è molta più diversità fra l'italiano del Medioevo e l'italiano di adesso, anche perché, boh, qui ci sarebbe un lungo discorso da fare, però il friulano medievale si capisce molto bene. Mi ha detto il nome della una donna, una scrittrice. Sì, perché diciamo il padre, se vogliamo individuare un padre della nostra lingua, è stato Hermes di Coloredo, che è stato un poeta del Seicento che è stato poi preso a esempio da tutti gli scrittori successivi, un po' come Dante, Martin Lutero, eccetera, eccetera. E la madre è sicuramente Caterina Percotto, che è stata una grande scrittrice italiana, ma è stata anche una grande scrittrice in friulano ed è stata lei che si è posta di più, giustamente come donna, perché le donne sono molto avanti in questo, si è posta di più il problema della norma e quindi i suoi scritti sono esemplari, esemplari nel addirittura costruire una norma che sostanzialmente non esisteva, no? Quindi c'è molto ordine, molta testa non solo nella capacità della lingua, che non è poesia fra l'altro ma è prosa, anche questo è importante da dire, è una prosatrice, ma tanto ordine, tanta testa e quindi noi dobbiamo essere grati a questa grande donna dell'Ottocento che ci ha dato tanto nel costruire la nostra lingua. E poi tante altre donne abbiamo avuto. Come aiuta le persone di parlare molte lingue e può parlare un po' del vostro lavoro con la famiglia, sì, lingua nella casa? Si parlava anche no, dell'importanza della lingua a casa o a scuola, no? La risposta è a casa e a scuola, perché sono due ambiti diversi. A casa impari la lingua degli affetti, no? È la lingua più profonda, lo diceva sempre Dante Alighieri, che quella è la lingua più profonda, la lingua che impari dalla mamma e dal papà. Diciamo che la lingua della scuola invece è la lingua dove si va ad approfondire la letteratura, la storia, la geografia, le tradizioni di un popolo, no? Ed entrambe sono importanti per forgiare la conoscenza linguistica. Il fatto di conoscere, fra l'altro, una lingua minoritaria o un'altra qualsiasi lingua da bambini, sappiamo benissimo che aiuta anche l'apprendimento linguistico di altre lingue. Quindi sicuramente il sapere due lingue da bambini contemporaneamente ti crea già come delle predisposizioni, queste sono ricerche scientifiche ormai ripetute e comprovate da anni, ti crea delle condizioni per imparare meglio altre lingue. Certo è che il poliglotta, il multilingue, a volte può confondersi, questo ci sta nel gioco, però può anche più facilmente arrivare a imparare altre lingue, può anche più facilmente arrivare ad altre lingue anche se non le sa, perché anche questo è da dirsi, eh? No, c'è gente che magari ha un'ottima conoscenza, magari è inglese, di madrelingua inglese come te, ma magari una conoscenza dello spagnolo o del portoghese che sicuramente imparerà prima l'italiano, sapendo quelle lingue, e sicuramente poi si sbaglierà fra quelle tre lingue, mettiamo che sappia no, lo spagnolo, il portoghese e l'italiano, perché
tutte e tre derivano dal latino, però le imparerà con più facilità avendo già nella sua testa una di quelle lingue neolatine. Quindi, come abbiamo avuto modo di dire anche conversando prima di questo podcast, bisogna anche non imbarazzarsi nello sbagliare le lingue. È una cosa che io dico sempre anche a quelli che vogliono avvicinarsi al friulano: qui non siamo nel regno della perfezione, siamo nel regno in cui uno piano piano si avvicina a una lingua, e dopo è chiaro che se uno vive in un determinato contesto, poi con più facilità assume le caratteristiche, no, di quel contesto anche linguistico, e per esempio impara i modi di dire, no, che sono il vero modo per capire se uno ha imparato bene una lingua, ha imparato a conoscere bene una lingua. Che bello. Durante interviste in inglese mi ha insegnato una cosa del segno nell'officina, la I'm a drink. Ecco, I am a drink è proprio un errore che ha fatto un ex presidente della regione Sicilia, che evidentemente non conosce bene l'inglese, che è stato intervistato, non mi ricordo in merito a cosa, e disse testualmente, come ha detto Martin Luther King, I am a drink. No, Allora un mio amico, per farmi uno scherzo, mi ha regalato questa cosa, io l'ho appesa, no? I am a drink. mi ricordo il momento con il presidente degli Stati Uniti, JFK in Berlin, qualcosa con un a donut. Sì. I'm a donut. Yes, yes, no, è importante secondo me di ridere e imparare insieme per non essere troppo importante di queste cose, perché è difficile di imparare quando abbiamo vergogna, no? Sì, sì, non bisogna aver vergogna, chiaramente bisogna sempre sforzarsi di imparare meglio, di studiare nei limiti del possibile, anche perché non tutti possono, no, mettersi lì a studiare ore e ore, no, una lingua. Per me il modo migliore è cercare di, come dire, almeno nei ritagli di tempo, se si può, di coltivarla, almeno con la lettura, visto che oggi siamo fortunati, abbiamo no, vari media con cui possiamo accedere, no, ai contenuti linguistici, di utilizzarli il più possibile. Se pensiamo che fino a qualche anno fa bisognava avere i dischi di vinile, no, per imparare una lingua, ed anche quelli prima, eppure in Europa nell'Ottocento tutte le persone colte sapevano le lingue, le principali lingue europee. Cioè Schopenhauer era di madrelingua tedesca, ma sapeva molto bene il francese e l'italiano, per esempio, e l'inglese. No, riusciva a leggere opere in originale in queste lingue. Avete in vostro lavoro un aiuto per gli adulti che non avevano l'opportunità di studiare friulano quando erano giovani? Sì, sì, abbiamo dei corsi per adulti che sono molto frequentati, sono organizzati prevalentemente dalla Società Filologica Friulana, che è una realtà molto antica, da molto tempo si occupa di questo e noi la sosteniamo, e ogni anno, insomma, quasi 1 migliaio di persone si formano. Adesso con la formazione online ci ha permesso di aumentare anche, no, i numeri, e di rendere fruibili a queste iniziative anche a chi non vive in Friuli. Fra un po' partirà anche la certificazione ufficiale della lingua friulana, quindi uno si potrà certificare in friulano qui all'Arlef, e appunto stiamo organizzando dei corsi proprio anche per orientare questa certificazione nei vari livelli, che sono quelli poi classici riconosciuti dall'Europa. Il sogno di diversità del mondo, come Martin Luther King, è anche importante per me, e anche ho un sogno più piccolo di organizzare una conversazione tra una scienza di linguistica e una scienza di diversità sulle domande, come si dice, taxonomic? Tassonomiche, sì. Sì, sì, su biodiversità, specificamente le uve,
i vitigni autoctoni e come studiamo la differenza tra i diversi tipi di vitigni autoctoni e anche, come si dice, the family tree. Sì, Um, l'albero genealogico. sì, di lingua locale. Sì, Allora, con i linguisti mi piace molto parlare sulla connessione tra biodiversità e diversità linguistica. Possiamo parlare di questa sì, cosa? ma sono sicuro che queste due cose siano molto collegate. E un americano che sicuramente conosci, no, notissimo, Noam Chomsky, ha scritto molto su questo, no, sul collegamento fra la diversità degli esseri umani e la diversità delle lingue, pur teorizzando che comunque ci sia un'origine comune, no? Per tutti. E quindi è sicuramente corretto dire che preservare come dire, la biodiversità, anche se poi il concetto di biodiversità è molto più complesso, ma adesso non possiamo, no, fare qui un trattato di biologia, ma comunque preservare la biodiversità è molto vicino al preservare le lingue del mondo, che appunto ricordiamo sono 7.000 e di queste 2/3 sono in pericolo. Quindi dobbiamo chiederci se il fatto che fra 100 anni si parli come si calcola solo metà di queste lingue sia un guadagno per l'umanità o non sia invece una grande perdita, perché oltre al portato culturale che hanno queste lingue, gli esseri umani che le parlano, c'è anche una visione del mondo che viene meno, una lingua, una visione del mondo. No? Noi perché facciamo turismo? Perché andiamo in giro a visitare tu l'Italia, io magari l'America? No? Perché vogliamo vedere qualcosa di diverso. Sì, Questo, l'istinto sì, ci sì, porta a questo, no? sì, La sì. globalizzazione, che può avere anche i suoi lati positivi, no? Tu in qualsiasi parte del mondo occidentale più o meno trovi le stesse cose, sei più rilassato e tranquillo. Però questa non è la chiave, Mm, non è la mm. chiave. Quindi dobbiamo trovare il giusto equilibrio fra avere dei valori comuni, anche dei valori minimi perlomeno comuni, perché noi qui, noi su questo, noi occidentali tendiamo ad essere un po' arroganti, nel senso che crediamo che i valori comuni siano i nostri e non è proprio così, quindi almeno dei valori minimi comuni, però rispettare le diversità. No? E i primi a non rispettarle siamo noi occidentali, fra l'altro, perché ci lagniamo tanto degli altri che sicuramente non saranno grandi amanti delle diversità, ma non è che noi siamo così tanto meglio. Mh, mh. Sto completamente d'accordo. Parliamo un po' di più sul lavoro di Arlev tra i diverse parti del media, con la Sì, famiglia, eccetera. ma allora ci occupiamo veramente, lo dicevo all'inizio e non era per esagerare, anzi lo dico con rammarico, con disperazione, che ci occupiamo di troppe cose. Vorrei che si occupasse di meno cose l'Arlef, però ci occupiamo di tante cose. Per esempio, ci occupiamo molto di, diciamo, fornire alla scuola, quindi agli allievi e ai docenti, dei supporti per l'insegnamento della lingua. Cerchiamo anche di favorire molto la presenza della lingua friulana nella pubblica amministrazione. Stiamo sempre di più lavorando sulla trasmissione generazionale, abbiamo da anni un bel progetto con gli ospedali qui del Friuli, dove andiamo a regalare ai neogenitori una specie di kit di sopravvivenza sul multilinguismo e anche sulla lingua friulana. Abbiamo molta soddisfazione perché viene sempre ricevuto con piacere dai genitori e anche dai genitori che non sono friulani, anche perché il piccolo libretto anche che inseriamo in questa valigetta insegna come gestire il plurilinguismo in casa, a prescindere che sia il friulano o che sia un altro idioma il veicolo del plurilinguismo. Questo viene molto apprezzato
e devo anche dire che molte famiglie, non solo le famiglie friulane ovviamente, ma anche molte famiglie che provengono da fuori, apprezzano le attività che facciamo per la lingua friulana e iscrivono i propri figli ai corsi di lingua friulana. Anche qui perché chi viene da fuori vuole capire meglio questa terra, no? Vuole integrarsi e abbiamo anche molti immigrati che parlano friulano. Mh-mh, mh-mh. E possiamo parlare sulle cose grammatiche di friulano? Quale cosa è interessante sulla struttura della lingue? È una lingua neolatina, no? E fra le lingue neolatine è una di quelle che hanno conservato di più l'originale, perché paradossalmente più ti distanzi dal centro e più mantieni, no, i caratteri che il centro invece va perdendo. Quindi abbiamo mantenuto molte caratteristiche del latino originario, non farò degli esempi per non annoiare. Abbiamo però anche dei forti influssi ancora delle lingue che si parlavano prima di Roma, quindi del celtico. Parliamo di 2500 anni fa, 2500 anni fa però ci sono ancora queste parole e anche questi suoni che influenzano il friulano. E poi abbiamo delle caratteristiche proprio specifiche della lingua friulana, ad esempio noi, mentre l'italiano ha 7 vocali, noi ne abbiamo 14. Magari uno quando parla non se ne rende conto, ma tutte queste cose sono molto complesse e quando le vede un linguista, io in realtà ho una formazione giuridica e mi sono formato successivamente più che non solo sui caratteri, diciamo, linguistici del friulano che conosco, ma soprattutto sulla politica linguistica, che sono quelle azioni che vengono svolte per preservare una lingua. Però devo dire che soprattutto ad esempio chi si occupa di fonologia e si avvicina alla lingua friulana scopre un mondo, no? E quindi sinceramente le caratteristiche sono veramente tante, ovviamente nell'alveo di quelle che sono le lingue neolatine e il friulano si caratterizza per essere conservativo. No, il friulano è conservativo rispetto ad esempio agli idiomi che si parlano nel vicino Veneto, nella Lombardia e anche in centro Italia, no? Che hanno caratteri un po' più omogenei rispetto a determinati fenomeni linguistici che si sono realizzati durante il corso dei secoli. Dottore Cislino, perché ha scelto studiare lingua e perché ha scelto di iniziare questo lavoro di preservare lingua? Come inizia per lei? Diciamo che fin da ragazzino ero molto attirato dalla lingua friulana, no? Se però devo trovare il momento in cui ho avuto una piccola illuminazione, quando avevo credo 8-9 anni, ho sentito il prete del mio paese che parlava con un altro prete di lingua friulana e stavano sostenendo che una certa parola derivava dal greco antico. No, allora io quando ho sentito questa cosa qua ho detto, ma come il friulano deriva dal greco, allora non è così male, così sfigato come sembra, no? Se deriva dal greco. E quindi lì mi hanno messo un tarlo e poi insomma ero molto appassionato anche delle storie che mi raccontava mia nonna, quindi fin da ragazzino avevo questa cosa che mi scorreva. Poi quando ho fatto i miei studi in legge e mi sono specializzato nella tutela delle lingue minoritarie, nella tutela giuridica delle lingue minoritarie, poi ho anche fatto degli studi specialistici all'Università di Udine sulla lingua friulana. Ho incominciato a occuparmi di queste cose nel giornalismo e poi alla fine sono entrato in amministrazione da tanti e troppi anni lavoro nell'amministrazione per portare avanti questo tipo di azione. Devo dire che ci credo ancora molto, come se fosse il primo giorno, anche di più. Bravo. E per Troppo favore, gentile. se c'è una cosa che posso
fare per aiutare a preservare la lingua friulana, voglio aiutare. Grazie, grazie. Ti metteremo sicuramente al lavoro, non preoccuparti. Sì, sì, sì. E grazie mille per parlare con me. Che cosa di più vuoi dire agli ascoltatori? Ma sul friulano voglio dire che se uno ha la possibilità di accedere soprattutto ai nostri testi letterari che non sono tanto conosciuti, no? Diciamo il poeta più conosciuto è Pierpaolo Pasolini, un altro autore molto conosciuto perché ha scritto anche in italiano è Carlos Gourlon, però sono poco, diciamo, conosciuti come autori di lingua friulana. Quindi chi ha la possibilità, la fortuna di poter accedere a questi autori, magari anche di primo acchito in italiano, ma se poi arriva al friulano sicuramente potrà apprezzarli molto, ovviamente soprattutto nella poesia. E per quanto riguarda invece, diciamo così, i discorsi legati a questa regione, veramente invito chi non l'ha fatto a visitare questa regione a assaporare proprio un piccolo compendio dell'universo, come diceva Ippolito Nievo, diceva che il Friuli è stato un grande scrittore della letteratura italiana ed era friulano, diceva che il Friuli è un piccolo compendio dell'universo, una piccola sintesi dell'universo, ed è vero perché qui questo incrocio di culture, perlomeno dell'universo europeo, c'è, è ancora presente, è vero, e noi stiamo facendo di tutto per preservarlo e regalarlo ai nostri figli. Bravi! Tentiamo di farlo, dai. È un grande piacere di parlare di queste cose e per me la mia carriera è in vino. Studiavo molto lingua e è una cosa, una passione mia. È molto importante per me ogni opportunità per parlare con linguistico. Allora, grazie. Grazie a te e grazie a tutti quelli che hanno avuto la pazienza di ascoltarmi finora. Come possiamo seguirci sul sito web, eccetera? Abbiamo il sito web che è www.arlef.it e lì si trovano anche tutti gli agganci a tutti gli altri social, siamo su Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, con 2 canali fra l'altro, quindi abbiamo tanta offerta da questo punto di vista se uno vuole seguirci, poi ovviamente c'è anche la newsletter. Si ascolti un friulano, se sei un friulano da diverse parti del mondo e trovi questo episodio di podcast, per favore scrivimi, possiamo parlare. Deja ser para sí mismo. Grazie ancora e ai nostri ascoltatori, ovunque tu vada e qualunque cosa tu beva, ricorda di goderti la vita e di non smettere mai di imparare. Sostienici su Patreon, prendi la newsletter su mododibere.com. Iscriviti al canale YouTube Modo di Bere per guardare lo spettacolo di viaggio Modo di Bere TV. La musica è stata composta da Ersilia Prosperi per il gruppo OU.